nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Noi siamo chiamati alla santità perché così lo vuole Dio, perché Dio vuole il nostro bene, perché Dio vuole la nostra salvezza. Dico, siamo chiamati alla santità. Essere santo significa vivere secondo i comandamenti di Dio. Quindi, vivendo secondo i comandamenti di Dio, siamo santi, possiamo arrivare alla salvezza. E questo è il piano di Dio per noi. Molto spesso, però, noi ci allontaniamo dal piano di Dio, perché pecchiamo. Ci allontaniamo quindi del mezzo per arrivare alla salvezza. Il Signore Gesù Cristo, vero medico degli animi e dei corpi, così come ha voluto salvare il paralitico nel Vangelo, così come gli ha reso la salute del corpo e gli ha rimesso i peccati, allo stesso modo vuole che la sua Chiesa continui nella potenza dello Spirito Santo questa opera di salvezza, questa opera di guarigione, rimettendo anche i nostri peccati, specialmente attraverso il sacramento della confessione. Scusami padre, io so bene che solo Dio può perdonare i peccati, ma per me la confessione è un'invenzione dei sacerdoti. È vero che Dio solo può perdonare i peccati, ma Cristo è il Figlio di Dio e perciò è vero uomo. Così come se qualcuno ha un figlio, se il padre è un uomo, anche il figlio è un uomo. Quindi Cristo è vero Dio, perciò ha il potere di perdonare i peccati. Nel Vangelo di Giovanni Gesù Cristo dice di se stesso che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Quindi è in virtù di questa sua autorità divina che partecipa al potere di perdonare i peccati ai sacerdoti affinché esercitino questo potere, perdonino, scusate l'italiano, affinché anche loro perdonano i peccati agli uomini nel suo nome. Ma scusami, io a volte provo vergogna nel confessare tutti i miei peccati, ma come posso vincere questa vergogna? Per vincere la vergogna che proviamo prima di confessare i peccati, possiamo considerare tre piccole cose. La prima è un insegnamento di San Giovanni Bosco. Lui dice che la vergogna è la tentazione la più usata dal demonio, cioè che prima di commettere un peccato il demonio ci dà la vergogna e prima di confessarci il diavolo ci ritoglie la vergogna. Quindi magari ciò che si potrebbe fare è chiedere la grazia di non cadere a questa tentazione del diavolo. La seconda cosa da considerare è che l'uomo, il sacerdote, anche il sacerdote è un uomo come noi. Anche lui si riconosce peccatore, perciò è in grado di capire la situazione soggettiva, lo stato d'animo, la vergogna di qualcuno che si vuole confessare, così come un medico capisce la sofferenza di un malato o un padre o una madre capisce il suo figlio che ha fatto un sbaglio. La terza cosa da considerare è la possibilità di andare a confessarsi in un'altra parrocchia. Ma scusa, il sacerdote potrebbe raccontare i miei peccati agli altri? Allora, ogni sacerdote è tenuto sotto pene molto severi, a tenere il segreto assoluto attorno ai peccati che gli sono rivelati nella confessione. Quando si va all'incontro di questo ordinamento, c'è ciò che si chiama suspensione a divinis, cioè che istantaneamente perde la capacità di celebrare la messa o di ascoltare altre confessioni. Quindi questo sigillo
questo segreto assoluto che non deve essere rotto per niente si chiama sigillo sacramentale. Sigillo sacramentale perché i peccati rivelati sono come sigillati dal sacramento. E riguardo a questo sigillo sacramentale è molto interessante la storia di San Giovanni Nepomuceno di Turchia, che è stato martirizzato perché ha rifiutato di rivelare al re tutto ciò che i penitenti gli hanno rivelato nel confessionale. Quindi possiamo avere fiducia in questo ordinamento nella Chiesa. Padre, scusa, e come io posso fare una buona confessione, se lei mi può dare qualche consiglio? Generalmente si consiglia 5 tappe per fare una buona confessione. Può essere lungo, quindi dirò brevemente, così guadagniamo con il tempo. La prima è un esame di coscienza molto diligente. Non posso entrare, abbiamo per quello questo foglietto che abbiamo nella parrocchia che si può distribuire anche. Un diligente esame di coscienza. Secondo punto, il pentimento, la parte la più importante, il dolore che proviamo di fronte al peccato che abbiamo commesso. Terza tappa, un proponimento di non commettere più questo peccato. Una decisione sincera, ma una semplice decisione di non commettere più questo peccato. Quarta tappa, la confessione propriamente detta, cioè l'accusa dei peccati davanti a un sacerdote, accusando tutti i peccati, non nascondendo niente, altrimenti non serve a nulla andare a fare la confessione. Quinta e ultima tappa è di compiere la penitenza che ci indica il sacerdote. Scusami padre, vi faccio l'ultima domanda. A che serve confessarmi se io faccio sempre le stesse cose? È una cosa molto buona di confessarsi spesso, così come ad esempio a casa una mamma ogni giorno pulisce la stessa sporcizia. Oggi c'è la polvere, pulisce, domani è ancora la polvere, pulisce lo stesso. Allo stesso modo anche noi dobbiamo pulire sempre la casa della nostra anima, perché Dio abita nella nostra anima con la sua grazia. Quindi possiamo chiedere alla Madonna di ottenerci a Dio la grazia di un desiderio, una brama sincera, autentica della santità, perché desiderando la santità, questo solo ci può aiutare a scorgere quanto prezioso è la possibilità di confessarci. Sia lodato Gesù Cristo.